I carabinieri della compagnia di Lanusei e delle squadriglie di Arsenal Lanusei hanno recuperato i soldi rapinati ad una donna a Barisardo il 28 febbraio scorso. Il ritrovamento è avvenuto dopo una serie di perlustrazioni nell'agro di Barisardo, Cardedo e Villagrande, che aveva portato anche al ritrovamento della moto e all'equipaggiamento utilizzato dai due rapinatori. I militari hanno trovato una borsa con all'interno 17.380 euro che la donna intendeva versare nella filiale del Banco di Sardegna del paese. Rinvenuto anche il cellulare della vittima. L'attività condotta dai militari ha permesso anche il ritrovamento del revolver Smith & Wesson calibro 38 Special modello 60 contenente all'interno del tamburo 5 cartucce, di cui 2 esplose, che gli investigatori ritengono sia l'arma utilizzata dai malviventi. Nel corso della rapina la vittima udì 2 esplosioni che corrispondono al munizionamento rinvenuto all'interno del tamburo della pistola. Dai primi accertamenti effettuati presso le banche dati non è stato possibile risalire al proprietario dell'arma o verificare se sia oggetto di furto perché non censita. Il materiale sequestrato è stato trasmesso ai RIS di Cagliari per gli accertamenti tecnici e scientifici. La moto rinvenuta dai carabinieri, una Yamaha TT 600 con cui 2 uomini avevano compiuto la rapina, è risultata rubata all'Ozzorai tra il 18 e il 19 novembre 2019. Secondo i militari tutto il materiale è stato abbandonato dai rapinatori per sfuggire ai pressanti controlli attivati dalle forze dell'ordine subito dopo la rapina.